pomeriggio amici di Sportisti, un saluto da Marco Gendoso per commentarvi l'ottava giornata di campionato. Si tratta della Juniores Under 19 regionale che vedrà affrontarsi Atleti Club Palermo, padroni di casa, e Partinico Audace. Molto bene qui su Arcoleo che può portare azione in offensiva, poi cerca il rilancio su Anania col mancino, tocco sotto morbido che non entra veramente di pochissimo. Guarda il taglio del compagno che può arrivare sul pallone, Martino lo porta verso l'esterno, cerca la scardina e il contrasto, poi Panzari, Longo, guarda la porta, cerca il tiro e non era nemmeno male questa conclusione da parte del 10 che ha il suo diretto avversario. Panzeri rientra, si appoggia, poi scardina con il destro, la prende anche qui male, però comunque Marino lotta contro Clemente che ha la meglio per ripartire in contropiede. Il passaggio su Alessi che attacca la porta, Alessi in totale rigore, Alessi calcia la prata del portiere, poi arriva Anania, viene anticipato da Clemente e va anche immarcato su Caruso. Adesso sarà calcio d'angolo con il solito Clemente a battere, battuto i primi due calci d'angoli sul primo palo, adesso va sul secondo, ottimo colpo di testa e poi il vantaggio dell'Atleti Club Palermo che fa quindi 1-0 con Fiore che si conferma uno specialista. Salta l'uomo, salta un altro uomo qui, Alessi che guarda la porta, adesso può calciare, va sul mancino, allarga, Clemente cerca il tiro deviato, palla in calcio d'angolo, punta la difesa in mezzo a due, Longo riesce a passare, poi raddoppio di Arcoleo perfetto, sempre Longo, cambia tutto, Scardina, guarda la porta, destro, sinistro, Scardina, ancora l'imbucata per Longo, la controlla, calcia! E palla che termina alta, non di molto, per poter controllare bene, palla lunga, e solo Caruso, sombrero, Caruso, guarda la porta, sul destro, può calciare, viene spinto da dietro, si riesce comunque a rimanere in piedi, poi Caruso, e la parata di Rizzo che rimane in piedi fino all'ultimo. Quanto riguarda il suo aggancio, ma favorisce comunque Alessi, dentro la porta, Alessi col sinistro, si è divorato incredibilmente questo gol. Allora, esterno. Non ci arriva Anania, ci arriva però Arcoleo che va sulla velocità su Caruso che è molto veloce, Caruso contro il portiere, Caruso guarda la porta, Caruso! Troppo facile per uno come lui, scatto sulla velocità e fa 2-0, palla geniale di Arcoleo. Sulla velocità Caruso che cerca il cross in mezzo, si chiede forse un tocco con il braccio ma non per diritto di gara di Giovanni, rientra, scarica sul compagno, Caruso di prima, 1-2, Arcoleo! Il tocco cercato forse per anticipare il portiere ma non riesce, il tocco a liberare Alessi, contrasto Tarantino che parte dal numero 3, avanza con la suola, scarica su Alessi che può cercare il pallone in mezzo, trova il compagno, poi conclusione perfetta di Caruso che apre il piattone, fa doppietta personale ed è 3-0. Arcoleo pesca in mezzo, colpo di testa di Tarantino due volte, cerca poi i compagni, trova Martino, traversone molto morbido, ma il colpo di testa e arriva il gol anche per Alessi, perfetto lo stacco, perfetto anche l'assist di Martino, 4-0. Alessi può partire il numero 7 in velocità, Alessi vede col mancino il taglio di Busardo che fosse in posizione irregolare, invece no, si continua, Busardo, palla in mezzo, la tocca, poi favorisce il tiro, perfetto di Pillecci che non se lo fa dire due volte e cala la manita, 5-0 per l'Atleti Club Palermo che adesso è veramente in netto dominio della gara, si infuria infatti andando dietro, poi Caccamo e qui Scanio commette una leggerezza difensiva con Di Martino, vediamo se parerà questo calcio di rigore. Fischio, Panzeri, la piazza perfettamente sotto l'incrocio, fa 5-1, rende chiaramente meno amaro il passivo. Scardina che ha arretrato molto la sua posizione. Panzeri si allunga la palla, poi scivolata di Martino, anche qui molto rischiosa del calcio di rigore. Dal dischetto va Scardina, dunque non Panzeri come prima, va un altro giocatore dagli 11 metri. Scardina contro Di Martino, la piazza! E non sbaglia nemmeno lui, 5-2. Palla perfetta per Busardo che posiziona regolare, Busardo la controlla, Busardo calcia, poi tocco morbido! Perfetto per Busardo! Si scrive anche lui sul tabellino dei marcatori. Che gol, ma soprattutto che palla! Il lancio di Tarantino. E dunque inferiorità numerica con Di Giovanni, ritmi adesso bassissimi.
allarga per il compagno, ma va bene così. Dopo 93 minuti vince ancora TD Club Palermo, questa volta con il risultato di 6-2 contro il Partinico Dacia.